C'è un uomo anziano qua però. Cioè? C'è un uomo anziano. Molto magro, un pochino alto. Capelli a barba grigi. C'è una persona anziana qui? Un uomo? Se c'è un uomo anziano può fare un rumore per piacere? Mi sta dicendo tipo Rodolfo, Adolfo, può essere. Lo vedi com'è vestito? È della nostra epoca più o meno? No. Cioè, oddio, di qualche decennio fa. Ma ci sta osservando? No, non ci sta calcolando. È come se fosse tipo seduto là dove c'è lo scalino, però tipo per gli affari suoi. Secondo te non ci vede neanche? Magari... Ci vede, ma è come se fossimo... Cioè, come se non si fregasse, non gli frega niente di noi. Lui pensa ai fatti suoi come noi pensiamo ai fatti nostri. Non è che sia un marinaio? È questo che mi sto pensando, perché non è collegato alla struttura. Alla struttura. Non è legato a questo. Cioè, a questo posto, insomma. Quando mai che l'hai visto tu? Lo sento, non lo Sì, va bene, sì, scusami. Tipo seduto di là. Su questa o su questa? Di là, di là. Andiamo di là. È tipo seduto un po' tanto sconsolato perché comunque è morto non di vecchiaia. Ha suonato? Sì. Non di vecchiaia, ma tipo in un incidente marino. Lo vedi, ha tipo la pelle molto scura, cioè molto Abbronzato da... abbronzato. Però è molto, tipo le guance sono molto scavate. Un marinaio. O un pescatore Un anche? pescatore, viveva in mare. Ci puoi dare conferma per piacere di quello che ha appena detto la Chiara? Se ci vuoi raccontare la tua storia, noi siamo qui. Siamo venuti per ascoltarla. Lo vuoi fare? Eri un marinaio o un pescatore? Pescatore. Eri un pescatore? Fino a quando ero piccolo, di famiglia erano pescatori, suo papà era pescatore. Quindi tuo papà era un pescatore, tu eri un pescatore, tu...
puoi avvicinare quell'antenna? Vuoi che mettiamo la strumentazione sull'altro buco? Quella magari gli piace più dall'altra parte, che gli ricorda più il mare, perché di là si sente più il mare di là che di qua. È per quello che ti siedi. Oddio, sai che può essere, effettivamente. Perché di là si sente il mare, di qua no. Infatti io lo sento per di là. Infatti per quello ho detto che di là Sì, c'è il ma se mare. ci vuole parlare, c'è... Ma visto che era un po', sai, il marinaio come il pescatore, piace rimanere da solo, Infatti è da solo. non gli piace soprattutto la gente che parli, perché se parli il pesce scappa. Ti diamo fastidio, vero? Perdonaci. Sei morto in mare? Ce lo puoi confermare per piacere? C'era una tempesta? No, si è rovesciata la barca. È vero quello che dice la Chiara? Si è rovesciata la barca? Però una barca non si può rovesciare se non c'è mare grosso. Mare grosso, si sono sbilanciati. C'era vento. Non mi ha fatto vedere tempesta. Dove si è scaricata la batteria? Ha bisogno di energia. Siamo in una calante. No. Perché un 60, un 54, Vuoi? non è neanche 40 minuti che stiamo qua. La mia è piena. Anche questo. Questa no. È vero che ti chiami Rodolfo? O Adolfo? Grazie. Se hai una Grazie. risposta, grazie. Puoi farlo spegnere per piacere? Contemporanea di quando l'hai chiesto. No, è tipo in 3 in barca. Però è strano perché sono morti in mare qua vicino. Ma solo lui è qua. Forse qui aveva un capanno. No, tipo si è trovato qua vicino, lui è arrivato qua. Semplicemente, non è che ha per forza voluto tornare. Quella volta è morto solo lui. No, tutti e tre. Forse era legato al posto qui lui. Forse più alla zona che non al posto in sé. Grazie. Eri solo, non avevi famiglia? Com'era qua negli anni 50, 60? C'è stata questa struttura qui.
Ci dovrebbe essere stata, perché abbiamo visto minimo 80 anni a sta struttura qua. Anni 70. Sì, mi ricordo anche della zona. Quindi anni 70, metti un bambino 10-11 anni, anni 60 minimo. Ti piacciono i bambini? No. No? Ci puoi fare un rumore per piacere? Ma si sente il mare? Sono... Ah. Che roba. Non è tanto distante da qui, c'è il mare. Ma si sente proprio tanto? Questa qui è poi quella più vicina all'acqua. Ecco perché magari forse è qui. No, Madonna. tac. Mi si è avvicinato. Grazie. Grazie. Ringrazia, smetti. Quindi sei qui perché l'edificio è quello più vicino al mare? Tu sei legato al mare, vero? Ha passato la sua vita nell'acqua. Sei un pescatore? Sull'acqua. Magari non aveva famiglia, non aveva legami stretti e quindi sta qua perché sta bene qua. Vorrebbe solo essere lasciato in pace in realtà. Vuoi che andiamo via? Non vogliamo disturbarti, eh. Se vuoi che andiamo via, fai suonare lo strumento, andiamo. Ci spostiamo da un'altra parte. Andiamo su. Ok. Grazie. Grazie. Andiamo via, scusaci, ti abbiamo disturbato. Grazie mille. Ciao. Madonna, c'ho i brividi in tutte le gambe.